Buonasera, Ennio Agnola, consigliere regionale del Partito Democratico. Ho votato questa legge e ho votato anche l'emendamento per Codroico, quindi se stasera avevo intenzione di cercare applausi, è evidente che ho sbagliato serata. Però sono qui venuto perché non sono solo un consigliere regionale, ma sono anche un consigliere regionale di un territorio di montagna, di una frazione del comune di Folgaria, e quindi parrebbe, chissà perché, ho votato a favore di questa legge. Allora io dico pochissime cose. Questa è stata fatta una riforma, che tra l'altro all'interno del Consiglio noi abbiamo fatto un'operazione prima del discorso di Codroico, che noi immaginavamo di non dividere l'azienda sanitaria di Udine, ma di farne una sola, ed è stata la Presidente Serracchiani che ha voluto l'azienda della montagna per proteggere la montagna. Questo, anche se non è la serata la verità è una sola, e tutti i miei colleghi e tutti i signori possono confermare. Poi c'è un altro aspetto, che è questo, che questa amministrazione regionale si è presa, quando si parlava prima di responsabilità, ha fatto subito la riforma, avendo davanti a sé anche il tempo di dimostrare come sarà applicata. Chi ci ha preceduto ha fatto una riforma, che entra in vigore dopo, però non è questo l'importante, ma l'importante è quello che succederà da oggi in poi, perché quello che è già capitato, per quanto mi riguarda, io ve l'ho già detto, per quanto mi è capitato è già detto. Allora io dico che ho stima personale di tutti voi che avete lottato per difendere il vostro ospedale, come io ho difeso il mio territorio, e vi dico quello che ho scritto alla Monica Ferragotto quando mi ha avvisato la prima volta per il Consiglio. Io ho mandato una lettera che ho riletto in Consiglio regionale. E cosa le ho detto? Ho detto che avete fatto bene a difendere il vostro territorio e che oggi che la riforma è approvata vi ho chiesto di continuare in questa lotta, perché questa è una riforma, perché il fatto politico, perché io non sono un medico, eppure ho dovuto votare il Consiglio regionale, perché si può votare una riforma della sanità senza essere medici, perché per essere consiglieri regionali non è indispensabile essere medici. Allora, attenzione, la riforma, cioè il percorso di applicazione della riforma, deve ancora iniziare. Concludo, perché questo è il dato politico che io come consigliere regionale per mio conto metto a disposizione di questa comunità e di questa assemblea, perché di tutti gli argomenti che sono stati citati, io mi riconosco perfettamente, perché possono riguardare singolarmente me come ognuno di voi, ed ecco che allora il percorso della riforma è fatto della sua applicazione, perché tutti i problemi che sono citati hanno nella riforma un'ipotesi di soluzione che va costruita con tutti i rischi e i pericoli del cambiamento. E il cambiamento è pericoloso e rischioso, soprattutto in questo periodo storico. E quindi sul piano personale e sul piano di maggioranza sono a disposizione di questa comunità da consigliere regionale per questo mio ruolo, perché tutti questi problemi possono trovare una loro soluzione. Scusate signori, abbiamo pochissimo tempo. Faccio un attimo intervenire il sindaco di Cividale, perché non c'è una cosa. Avevo pensato di non intervenire, ma
dopo l'intervento del consigliere Agnola non ho potuto il percorso di questa riforma sanitaria è già iniziato ed è iniziato da Cividale del Friuli a luglio, prima ancora che il Consiglio regionale avesse l'opportunità di votarla. È iniziata spostando 6 milioni di euro che la giunta regionale precedente aveva destinato per un investimento sugli ospedali di montagna, per un investimento sulle nostre strutture all'ospedale di Udine, non per creare ulteriori investimenti, ma per diminuire il buco profondo che questo ospedale ha. E il vero tema, che è quello del risparmio, non si otterrà con questa riforma, si poteva ottenere togliendo e tagliando i veri doppioni, e invece con questa riforma probabilmente avremo una terza cardiochirurgia a Pordenone invece di toglierne una di quelle che già attualmente ci sono. Mentre noi ci incontravamo nell'ambito dei nostri consigli comunali, perché io che rappresento l'ultimi della catena rispetto a questo Stato, che sono appunto i sindaci che purtroppo si trovano di fronte ai cittadini che sono arrabbiati neri perché gli arriva la Tasi, gli arriva la Tari, ma noi siamo diventati, ormai Urbani lo sa, siamo arrivati ad essere semplicemente degli esattori rispetto a questo, non possiamo fare nient'altro che adempiere alla legge, perché noi la legge la rispettiamo. Ci siamo trovati di fronte a scelte e a comportamenti che andavano da tutt'altra parte, e io sono molto deluso dell'atteggiamento che non ho mai riscontrato in diversi anni. Io sono giovane, ma sono ormai 15 anni in amministrazione a Cividale e insomma da quasi 20 anni, da quando ho le educazioni corti mi si dice, ho iniziato ad interessarmi di politica. Sono molto deluso dell'atteggiamento di molti colleghi che anche nel cividalese hanno, secondo me, in maniera vergognosa non sostenuto un ordine del giorno che noi abbiamo votato, e io ringrazio i comitati che quel giorno e i comitati di Gemona che quel giorno erano presenti a Cividale per un ordine di partito, e rispetto a questi temi i sindaci non possono permettersi di rispondere a degli ordini. E detto questo, e mi taccio, io dico che nel momento stesso in cui noi ci trovavamo con tutti i cittadini nell'ambito dei nostri consigli a discutere di questi temi, l'assessore poche settimane dopo si incontrava con dei consiglieri, con una consigliera in particolare del Partito Democratico, che gli presentava una proposta perché a Cividale, dopo averlo praticamente chiuso e ridotto in un poliambulatorio, si incomincia a discutere di un nuovo centro di medicina preventiva, magari gestito da una fondazione privata. Questo è il tema. Questo è il tema, perché purtroppo molte cose che evidentemente anche noi non conosciamo si celano dietro a questa brutta riforma che ci troviamo a Gemona. Per me è veramente una disgrazia, una calamità per questa regione, soprattutto per gli ospedali di montagna.